Buon pomeriggio amici di Sportisili, oggi la quarta giornata del campo di Serie D, calcio a 5, girone B di Palermo, ci presenta questa importantissima sfida tra Palermo Futsal Club e Futsal Club Monreale, due formazioni che guardando la classifica insomma fanno ben capire quanto quella di oggi possa essere veramente fondamentale. Classe 2001, Luca Vivarelli, Tripolini, qui sbaglia perché perde un tempo contro la Fiura che cerca i compagni su John, guarda la porta, va di torno, la Fiura col sinistro, non trova la porta. Su John, aspetta alla Fiura, vuole lo spazio, col sinistro cerca la porta, non la trova, però forse va sulla porta, su John, uno schema, Kennici, non trova la porta, ma non per tanto, può puntare, lo salta, adesso si appoggia, Signorello, palla che gira molto bene la partita, Rallo che cerca con la punta, e il palo nega il gol per la conclusione, e Kennici salva sulla linea, Citarda che invece è un grande ex della partita, che scorso anno giocava proprio con il Futsal Club Monreale, su John cerca il primo, va giù, scontro con Cangelosi, poi ancora Signorello e sempre Kinnici che supera oggi come ogni partita, Kinnici attacca, allarga il gioco, Vitiello e poi Renda, risponde perfettamente, ma questo è stato un ottimo contropiede, tende sull'uomo ma contatto veramente lieve. Tanto Vitiello favorisce ancora Citarda, guarda la porta, Citarda e poi Renda, non riesce a segnare Vincenzo Citarda. Terminano i palloni nettamente in out, nettamente dalle parti di Cali. Un ottimo intervento ancora una volta di Lopez, che è stato uno dei migliori in campo. L'ultima sfida, intanto Citarda, servito con la punta! Ed ecco Citarda, il più che famoso gol dell'ex, non esulta, l'aveva detto anche nelle pre-partita, una palla geniale di Luca Vivarelli, il risultato è di 1-0. John la controlla, palla di ritorno, non riesce a passare, poi Lopez cerca l'anticipo, non riesce. La Mantia, la Fiura, ruba la palla, la Fiura! E Renda se la ritrova praticamente tra il petto e le braccia. Scambia nuovamente per la Fiura, c'è il taglio di Vivarelli che viene servito. Palla di ritorno, la Fiura ancora con la punta e poi Renda, la Fiura ancora! E palla che termina in out, ma grandissima azione! Su John, le finte sul mancino, può calciare su John! Aveva incrociato Renda, qui forse anche qualche preghiera da parte del portiere. Si è rimessa con su John per la Fiora che cerca il tiro, non trova ancora la porta, trova però una deviazione. Kinnici su John, è un 2 contro 1, c'è d'altra parte la Fiora, cerca il tocco di Cristina, perfetto, poi Kinnici alza per la Fiora che la controlla, si dimentica il pallone, poi trova anche la conclusione. Su John, lo schema, la Fiora e ancora Renda, questa volta si supera il portiere. Una volta fa un grande lavoro poi su John, imbucata per la Fiora che guarda la porta, può rientrare la Fiora, fa tutto solo la Fiora per Lopez e Renda ancora una volta, che partita del portiere, poi Lopez apre per la Fiora, buono qui su aggancio, prova a girarsi, la Fiora sul destro, fa perno, cerca la porta e ancora un super Renda, che partita. Kinnici si appoggia, la Fiura attende il momento di compagni, trova soltanto Kinnici che guarda la porta, Lorenzo Kinnici, ed eccolo il gol del 2-0, lo fa lui con la 10, una botta veramente impressionante con una potenza incredibile per Kinnici. Le finte perfette di Kinnici che attacca la porta, Kinnici allarga per Citarda, che sbaglia a porta vuota. C'è anche fregato in questo caso, intanto Tarallo palla sul secondo palo, che dà ancora una volta un super Lorenzo Lopez che può allargare, lo fa adesso su John, rientra, calcia con la punta, attacca il primo palo e lo fa benissimo su John, magia di Lorenzo Lopez e gol di su John. Palla di ritorno, Signorello apparecchia per Tarallo, poi palla in mezzo e poi deviazione sfortunata di Lopez, si riapre la partita subito con il quinto, 3-1 il risultato. Il compagno, non ha tolto nessuno, poi palla ancora in mezzo ad attraversare l'area di rigore, poi favorisce Tarallo col sinistro, palla centrale, Signorello, palla di ritorno, ancora Tarallo che viene sfidato dalla Fiora che tiene ancora la Fiora, la chiude la Fiora, la chiude chi se non lui, chi se non il capitano, vedo la Fiora, fa 4-1. Tempo tiene il
pallone, ma con questa azione termina anche la partita. Risultato di 4-1 tra Palermo Futsal Club e Futsal Club Monreale, con i rosanello che invece sorpassano in classifica proprio gli ospiti.